La fondazione di comunità dà la possibilità di attivare risorse proprie con la garanzia che servano a realizzare progetti nell'ambito delle politiche sociali e sociosanitarie nel proprio territorio. Così l'assessore regionale ai servizi sociali Remo Sernagiotto ha presentato a Venezia la Fondazione di Comunità, ente no profit di diritto privato creato nel 2004 dai 28 comuni trevigiani compresi nell'azienda ULSS numero 7 della sinistra Piave e grazie anche al sostegno di Banca della Marca. La fondazione, in presenza di carenze di risorse pubbliche, ha proseguito Sernagiotto, vede la comunità stessa trovare le occasioni e le iniziative per contribuire alla propria qualità di vita, diffondendo la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale. La Fondazione individua come priorità l'assistenza sociale e sociosanitaria, la progettualità per la famiglia, le politiche di inclusione e di socialità, la tutela e promozione dei diritti civili, la formazione alla cittadinanza consapevole. Cittadini, famiglie, associazioni, comitati e banche e attività finanziarie in genere possono contribuire al finanziamento di progettualità rivolte al miglioramento della qualità della vita della comunità. Presente all'incontro anche Fiorenzo Fantinel, presidente della Fondazione, che ha illustrato le modalità di autofinanziamento, mentre il sindaco Gian Antonio Darè, primo cittadino di Vittorio Veneto e presidente della conferenza dei sindaci, ha ribadito la volontà dei comuni di operare per un radicamento della Fondazione, una scelta strategica del territorio in grado di far crescere la comunità locale e di richiamarne le responsabilità verso il territorio in cui vive.